Si è svolta ieri domenica 28 luglio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 28ª edizione del premio Alessio Di Giovanni. Nella sala del Consiglio Comunale di Raffadali sono stati consegnati i premi ai vincitori dei vari concorsi letterari, poesie, racconti in lingua italiana e siciliana, le pergamene dedicate agli istituti scolastici della provincia. Questi premi speciali alle personalità che sono stati assegnati dalla giuria a enti di diversi settori. Per quello delle tradizioni popolari a Nenè Sortino di Realmonte, per il settore teatro a Giusy Galletto di Raffadali e Giovanni Volpe, regista, al canto lirico Andrea Donzella di Agrigento, per la creatività artistica Peppi Calcocciola di Agrigento, per la pittura Giusy Danna, pittura su tela di seta Dora Mirabello per l'impegno sociale, Vittorio Russo e Rossana Florio dell'Archivio di Stato, per la promozione culturale e l'impegno nel sociale a Ester Vedova di Agrigento, per il giornalismo a Don Carmelo Petrone, direttore dell'Amico del Popolo, per il recupero delle tradizioni popolari per la Settimana Santa di Raffadali a Gero Galvano per la regia e a Gerlando Calcedonio per i lamenti. Premio speciale per la poesia Elena Pedalino di Raffadali, artista della ceramica, Carmela Navarra di San Biagio Platani, per la medicina al dottore Onofrio Cacciatore, primario di lungodegenza riabilitativa del San Giovanni di Dio di Agrigento. Direzione coro polifonico a Elena Fretto di Raffadali per l'impegno sociale Vincenziana di Raffadali. Infine il premio speciale per lo studio della lingua siciliana e l'attività poetica e drammaturgica al maestro Marco Scalabrino di Trapani. 27ª edizione del premio Alessio Di Giovanni, un premio particolarmente ambito anche per il modo come si svolge, per la ricerca che fate nell'assegnarli. Sì, l'assegnazione dei premi la fanno diverse giurie e non la fanno in maniera affrettata, ma in maniera meditata. A volte passano anche 2 o 3 mesi, ma quando si arriva ai risultati si ci arriva cercando di colpire nel segno, e sono orgoglioso di aver ancora una volta onorato il nome del grande poeta della Val Platani, Alessio Di Giovanni, che merita tutto il nostro rispetto. Cesare Castelli, un premio importante per il suo lavoro, per l'attività investigativa che lei ha svolto e svolgerà. Sono onorato di ricevere questo importante premio letterario che ha questa appendice del premio Legalità. Ringrazio il Presidente della Commissione, tutta la Commissione, per avermi onorato di questo importante premio. E credo che sia il frutto anche di un lavoro intenso che ho fatto in questi quasi 30 anni di servizio, però voglio ricordare che c'è anche una struttura importante come la Questura di Agrigento che dà tanto a questo territorio. Un premio Alessio Di Giovanni alla Scuola Gallo. Sì, con grande piacere, con grande soddisfazione abbiamo ricevuto questa sera questo premio che riconosce lo sforzo, l'impegno, ma anche la passione con cui l'Istituto Gallo nell'anno scolastico corrente ha svolto tutte le attività progettuali. Lo scopo è sempre quello: far crescere i ragazzi, far crescere il desiderio e la voglia di cultura e di far cultura. Devo dire che è veramente un plauso a tutta l'organizzazione, perché ha saputo curare e attenzionare i vari aspetti culturali del territorio, con una particolare attenzione alle scuole, ma anche a tutte le altre forme artistiche che veramente sono pregevoli nella nostra provincia di Agrigento. E questi premi per me hanno una finalità importantissima, cioè quella di dare la spinta e la voglia di continuare su questa strada e di migliorarsi sempre di più. Don Carmelo Petrone, oggi un premio per il giornalismo all'Amico del Popolo, unico giornale cartaceo in provincia. Sono grato e onorato per questo riconoscimento che l'Accademia e la giuria ha voluto riconoscerci, che ho subito dedicato appunto a tutta la redazione, a tutta la grande famiglia, come ho detto, del settimanale,
i redattori, i collaboratori, l'editore, gli abbonati che ancora permettono questa avventura che da quasi 70 anni, l'8 dicembre sono 70 anni, ecco, racconta il territorio alla Chiesa e la Chiesa al territorio, informando, ereditando quella che è la lunga tradizione della stampa cattolica agrigentina che affonda le sue radici nel 1891. Giovanni, un premio per la tua attività teatrale? Sì, soprattutto è un premio alla regia, che guarda, arriva esattamente 20 anni dopo che Enzo Alessi mi aveva premiato, nel 2000, no, anche 23, perché fu nel 2001. E quindi sono felicissimo di tornare a Raffadali a prendere questo premio per la regia teatrale, perché ad Agrigento, che ha dato la patria a uno dei più grandi autori della storia del teatro, che è Pirandello, che ha dato i Natali a Camilleri, insegnante alla regia all'Accademia d'Arte Drammatico, purtroppo si continua ad avere un'idea così, un po' turistica del teatro, e allora che ben venga e ben torni il teatro pensato e messo in scena. Se tu li petti avessero fortuna, non fossero gettati